Noi facciamo questo esperimento perché... di super band, detti anche, siamo i Gypsy King torinesi. Gypsy King di Torino, addirittura tu con la chitarra elettrica. Vogliamo creare elettrica, certo. E allora vai, perché se no devo aprire il microfono e tutto. Quindi adesso assisteremo a un set dove praticamente si combinano diverse realtà anche musicali all'interno degli indie dischi. È un po' la nostra idea. E giustamente, adesso la vediamo applicata con un brano che come si intitola? Questo pezzo si intitola Il tempo dell'inchino, sì, ed è diciamo un'analisi raffinata e psicologica di quello che succede quando, pur avendo la responsabilità di 500.000 tonnellate di acciaio che galleggiano, perdi la testa per una donna dell'est. Sì, sono cose che fanno male a una certa età. Sono cose che succedono, tra l'altro. Succede, insomma, ecco. E tra l'altro, visto che prima abbiamo citato, voglio dire, la politica, diciamo, anche qua c'è un po' di politica, anche se non c'entrata direttamente, no? Sì. Clamorosamente Francesco Schettino è riuscito incredibilmente a combinare una roba in Italia e andare addirittura in carcere. Cioè, è una cosa incredibile, sì, è vero, protagonista, secondo me, mancato della storia politica, perché comunque voglio dire... Mai dire mai comunque. Mai dire mai, però mai dire mai. Mi sembra di poter dire, insomma, che come fa le manovre lui, tanti nostri politici fanno le stesse manovre, insomma. Quelle sono più manovre quasi economiche, cioè la stessa perizia nella manovra economica. Vogliamo giocare su questo termine, diciamo. A noi piace giocare sulle parole. Vabbè, cazzate ne abbiamo dette tante, diciamo, si può anche... Va bene, metto le cuffie e vi faccio un ottimo mix. Chi va per mare lo sa che si può morire, ma chi l'ha detto che in questa morte non ci sia amore? Su questa nave gigante veloce, l'aria più leggera, e accenderemo una luce su questa notte nera. Signori miei, io sono il comandante della bianca balena, città galleggiante, argente, con la tasca troppo piena. Il mio cuore errante non ha neanche un po' di paura. Si vende da mercante in questa notte rapida e insicura. Non c'è donna che resista alla mia divisa. Non c'è volta che si insista per una un po' indecisa. E se non è bastato essere galante con un invito a cena, porto sulla plancia sfavillante e sono la sirena. Altro che Titanic, altro che Andrea Doria, questa notte ci consegnerà la storia. State a osservare, a breve mi avvicino, ho voglia di timone, è il tempo dell'inchino. Fu così che Francesco Schettino prese il timone di una nave abbastanza grossa, insomma, e per fare il classico favore all'italiana e vantarsi con una femmina, peccò di quello che i greci chiamano hubris, la tracotanza. Van di fretta le mie eliche sul basso fondale, va di fretta il mio sangue ed è sicuro un bell'andare. Ma quando vedo degli scogli traditori che mi offrono un frontale, il mio cuore quasi annega e grida che si vuole ammutinare. E me lo sento a pezzi che bussa alla mia gola e gridare tutta dritta non lo consola, siamo troppo lunghi e la cosa ancora più grave è che il cuore è distrutto insieme alla mia nave.
non rimane che pregare la Madonna di Sorrento che non stia per affondare e che non si alzi il vento. Magari puoi chiamare la dannata compagnia per spiegare che non è colpa mia se riuscissi per saltare su una squalida scialuppa. Potrei anche conservare la divisa bella asciutta e potrei collaborare ai soccorsi dal sicuro e di giornalisti, ero l'ultimo, lo giuro. Chi va per male lo sa che si può morire, ma chi l'ha detto che non si trova amore in una nave che stanotte finalmente può mettersi a dormire, posata giusto a fianco a Franco, Stella e Mare. Ragazzi, facciamo gli auguri. Avete fatto però un finale che metteva, ma perché, diciamo, perché è emozionato perché è il suo compleanno oggi. Ah, facciamo gli auguri a Franco, è il tuo compleanno. Vabbè, facciamo gli auguri a Franco per il compleanno, dai, auguri Franco. Bravo Franco. Oggi fai 32 anni, ti dispiace. 33, bravo. 30, infatti arriva a Pasqua quest'anno. È chiaro. Allora, diciamo, ormai siete diventati una super band lì sul palco, avete anche il discografico di Fiducia che è diventato diciamo chitarrista elettrico, stiamo scoprendo dei pezzi man mano, ma poi ci saranno ancora, arriveranno ancora qualcuno, arrivate in 7, in 6. Sì, ma siamo tantissimi. Purtroppo la Royal Philharmonic Orchestra ha avuto un impegno all'ultimo, diciamo. Un imprevisto. Allora, senti, adesso con questo, dopo questo inizio così anche diciamo sull'Italia, così anche vagamente polemico, comunque diciamo dissacrante, diciamo di quello che è un periodo, dove ci porti, su quali linee? Torniamo alle cose che importano, diciamo, le cose importanti, quelle. Ubriacarsi, fare tardi e cantare, diciamo, per un amore perduto. Ecco, così. Questo è il filone, diciamo, però cioè, scrivo anche di cose belle, cioè non solamente di queste cose qua, insomma, però. Chiaro, però uno gli viene più facile scrivere quando è preso male perché sta a casa, quando è preso bene. Succede, dice esce, no? Come diceva Tenco, d'altronde, dice la stessa cosa. Non perché scrivi solo cose tristi, quando sono allegro esco. Giustamente. Quindi qui diciamo c'è stato un momento del genere, come si chiama questo brano? Questo pezzo si chiama Nel vento. Nel vento. Anche questo contenuto nel CD, insomma, che è uscito l'anno scorso come il pezzo di prima. Io lo voglio solo presentare con una lettura veloce di un grande maestro che si chiama Charles Hank Bukowski. Queste sono parole che sembrano proprio scritte per come è nata questa canzone. Gli ubriachi delle 3 di notte in tutta l'America stavano fissando un muro dopo averci finalmente rinunciato. È necessario essere ubriachi per soffrire, per farsi annientare da una donna, ma se uno soffriva poteva anche darsi che finisse ubriaco. Certo, capita a tutti, soprattutto ai giovani, di pensare di avere il mondo in pugno, e a volte è anche vero, ma nell'attimo stesso in cui uno è convinto che vada tutto per il meglio, ci sono improbabili leggi statistiche che lavorano alle sue spalle, pronte a fregarlo. E una notte, un caldo giovedì d'estate, quell'uno diventa l'ubriaco e se ne sta da solo in una squallida camera d'affitto, e poco importa se c'è già stato un mucchio di volte, non gli è di nessun aiuto, anzi, semmai, è peggio, perché quell'uno si era illuso di esserne uscito del tutto. E allora non gli resta che accendere un'altra sigaretta, riempire ancora il bicchiere e mettersi a scrutare le pareti scrostate in cerca di labbra e di occhi. Era e rimane incomprensibile quello che gli uomini e le donne riescono a farsi. Strateghi del bicchiere mezzo
che bramano il veleno di improbabili disfatte, colpevoli di vite un po' distratte, lanciate senza freno in scenate artefatte. Un bel giorno arriva il treno con il suo controllore e pretende biglietti ai tuoi perché, al tuo viaggio e al tuo cuore che vive per chi non c'è, che vive quando muore. Dismetto il pensare per dare inizio al vivere, sperandoti per sognare, ma mi trovo a ridere di ciò che mi dovrebbe far male. Alla fine il bicchiere si fa vuoto, intorno ai muri sporchi da prendere a pugni, sono i soliti amici da vedere sulla linea del tuo confine, oltre la quale non sai proprio andare, non c'è lieto fine nel vento che non vuole cambiare. Al basso Anselmo Cane, facciamo un applauso anche Marco Salvai alla chitarra acustica, Marco Zuppa all'altra chitarra, il discografico, Franco Stella al compleanno e alla batteria, Salotto di Mao, Bandini, Mao, Dani Treppi, Corto Corto e tutti voi.